Ringrazio Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione Sanità, per aver, diciamo, dall'inizio della legislatura posto al centro dell'interesse del Consiglio regionale e del nostro gruppo la questione della salute mentale. Lo ha fatto con la battaglia prima per avere luoghi idonei dove le persone potessero essere accolte per questo tipo di difficoltà, perché ci fosse il personale formato, perché a questa materia fosse dedicata la giusta attenzione e le giuste risorse. Quindi arriviamo con Anna a questo progetto di legge come un percorso iniziato che è partito da lontano e che oggi arriva a strutturarsi attorno a un progetto di legge che, lo dico a nome del gruppo del Partito Democratico, di cui noi chiederemo urgentemente la discussione in aula, perché ancora troppo spesso, ma il Presidente lo saprà meglio di me, il tema della salute mentale è un tema affrontato come stigma nel dibattito pubblico, mentre con la pandemia abbiamo, come dire, reso ormai condivisa la questione della salute fisica, per cui ad un certo punto, essendoci ritrovati tutti malati fisicamente, ci è sembrato che sia normale, ci sembra che sia normale parlare dei problemi fisici. Sulla salute mentale c'è ancora una preclusione molto grave e pesante da parte dell'opinione pubblica e anche da parte della politica. Invece con questo progetto di legge noi non vogliamo soltanto proporre l'istituzione di un servizio, vogliamo costruire le condizioni perché il tema della salute mentale sia al centro del dibattito pubblico e perché alla salute mentale sia riconosciuta piena dignità al tavolo dei problemi collegati alla salute e al benessere delle persone. Sembra quasi che se ti rompi una gamba e il diritto al gesso, se hai un problema psicologico in qualche modo ti puoi arrangiare. E questo sembra banale, ma invece è la premessa che noi vogliamo, come dire, contribuire a distrutturare anche con questo progetto di legge. E quindi perché crediamo appunto che il benessere di una persona passi attraverso la cura di tutti gli elementi che compongono appunto quella persona. Abbiamo visto come il bonus psicologico, che a me personalmente non ha entusiasmato sul piano dello strumento, perché sembrava quasi che ti do un premio, in realtà non so se abbia contribuito a svolgere questa funzione di cancellazione dello stigma, però insomma sicuramente è stato utile per mettere al centro quanto sia necessario il supporto psicologico in maniera diffusa nelle nostre società. E quindi però con questo progetto di legge noi, diciamo, partiamo dal bonus psicologo per ribaltare il paradigma e dire non è un premio, non è un meccanismo che tu puoi costruire per pochi fortunati, ma deve essere un servizio a cui devono avere diritto di accedere tutte le persone che pensano di avere questo tipo di necessità. E quindi è un cambiamento di sistema che noi vogliamo mettere in campo rispetto ad una questione, la salute mentale, che oggi, Anna citava il tema della pandemia e di come, diciamo, questo fenomeno si è esploso, ma non è che si è inventato dopo la pandemia. Però diciamo che oggi non può sicuramente più essere trascurato. Fino a prima del Covid potevamo far finta che non esistesse, oggi i dati ci dimostrano, il faro si è acceso e noi non possiamo, di fronte ad un faro acceso, far finta che quel problema non esista. E quindi l'idea appunto di inserire il servizio di supporto psicologico dentro il sistema delle cure primarie è un passaggio fondamentale per perseguire quell'obiettivo di universalità delle cure che leggiamo scritto in tanti bei fogli a partire da quello della Carta Costituzionale, ma che poi fatichiamo ogni giorno di più a mettere in campo. E allora attraverso questa proposta di legge passa anche questa necessità che noi abbiamo, questa volontà di ribadire l'universalità delle cure e la parità di accesso che deve essere garantita a tutti, con un particolare attenzione alle giovani generazioni. Non perché i giovani abbiano più bisogno di altre categorie, ma è chiaro che in un'ottica di medicina preventiva l'intervento sui giovani oggi in ambito psicologico può essere rilevantissimo, come ci diceva prima, anche in termini di costo sociale, ma io direi anche in termini di benessere delle comunità, fondamentale, che ci può consentire non soltanto appunto di adempiere ai doveri costituzionali, ma anche di costruire le condizioni per delle società più giuste, più coese, più equilibrate, in cui tutti possono avere le pari opportunità. Ecco, quindi chiudo davvero ringraziando Anna Maria
Maria per il lavoro importante, la collaborazione con l'Ordine, perché è tutt'altro che scontato avere la capacità di mettersi a disposizione di questo tipo di iniziative, e l'impegno, ribadire l'impegno perché questo progetto di legge arrivi quanto prima in aula e trovi le risorse che è giusto assegnare a questo progetto. Grazie.